del nostro programma e anche della ragion d'essere di questo movimento, che nasce proprio per mettere insieme delle tradizioni ambientaliste di tutela del territorio, ma nasce anche per dire veramente stop alla corruzione. Noi usciamo il 4 giugno 2014, è scoppiato qualche cosa davanti ai nostri occhi che ha illuminato su un sistema. Si tratta di un sistema, qualcuno ha detto sono le mele marce, qualcuno parla di responsabilità individuali. Non nego che ci siano anche le responsabilità individuali, purtroppo però quello che la magistratura, che le indagini in corso hanno svelato è che in realtà il problema è il sistema. Il MOSE, si parlava del MOSE, il Consorzio Venezia Nuova, l'affidatario unico, il sistema del Consorzio Venezia Nuova che non consentiva, o meglio, che ha fatto sì che il controllato fosse anche il controllore, si identificasse con il controllore. Ricordiamo che questo scandalo non ha investito soltanto alcuni soggetti, ha investito l'apparato dello Stato, il magistrato alle acque ha investito alti gradi dello Stato e quindi quello che è apparso davanti ai nostri occhi è qualcosa di veramente grave. Si diceva poc'anzi del problema, siamo sicuri, no, che questa struttura, che è un'idrovora, in realtà è stata un'idrovora di risorse e sarà un'idrovora di risorse, siamo sicuri che sia davvero funzionante, siamo sicuri che se non ci fosse stato questo sistema perverso con cui è stata oliata tutta la città e non solo, trasversalmente peraltro, siamo sicuri che sarebbe andato in porto? Avrebbe passato, no, i controlli? Il problema quindi che noi ci poniamo è che la corruzione e questo sistema di corruzione così pervasivo, così raffinato, molto più raffinato di quello di 20 anni fa delle tangenti, questo sistema incide non soltanto su una questione di carattere morale, quella che abbiamo davanti è una questione di carattere economico, perché si parla di risorse che sono drenate, risorse che potrebbero andare alla scuola, che potrebbero andare al welfare, che potrebbero andare alla sanità, e anche un problema di carattere di sicurezza. Che sicurezza abbiamo di queste grandi opere? Perché, ecco, dal vostro punto di vista come andrebbero gestite? Come si cambia questo sistema? Beh, innanzitutto quello che noi chiediamo e che chiederemo è una moratoria. Una moratoria e una verifica, sono assolutamente d'accordo con il fatto, perché proseguire? Allora, facciamo uno stop e facciamo delle verifiche con una commissione di tecnici veri, non dei nominati a cui siamo abituati, e vediamo come riusciamo ad adattare e a riutilizzare quelle risorse nello specifico del MOSE. In secondo luogo, come si può fare? Più in generale, beh, diciamo, più in generale. Parliamo anche quella dell'amministrazione, anche spicciola, come abbiamo visto, quella del comune. Più in generale, stop a questi sistemi dell'emergenza, commissari straordinari, legge obiettivi, Consorzio Venezia Nuova. Abbiamo capito che questo sistema è un sistema dentro cui si è infilata, no, la corruzione, proprio perché esulano project financing, perché esulano dai controlli e quindi da quello che è il controllo pubblico. Quindi noi intendiamo riportare il controllo pubblico, ma riportare anche la progettazione territoriale. La Regione Veneto ha in sospeso, diciamo, il piano territoriale, no? Manca un vero piano territoriale, e la legge urbanistica della Regione Veneto anzi ha invitato più e più volte i privati a fare progettazione, ma questo significa allontanamento progressivo del controllo pubblico, quindi noi intendiamo riportare nel controllo pubblico, e l'altra cosa importante è di attivare tutti quei procedimenti come il dibattito pubblico, come avviene in Francia, di partecipazione dei cittadini, cioè riportare nelle mani dei cittadini e del controllo la progettazione del territorio.